Buonasera a tutti e benvenuti. Buonasera alle 21:02 e come promesso in questo giovedì sera siamo insieme. Una buona serata a tutti i nostri belli di Bella, buonasera a voi che siete collegati sul canale 75 del Digitale Terrestre, benvenuti e buonasera anche a coloro che invece in questo momento ci stanno ascoltando in radio 103.7, lo ricordiamo sempre in FM e in DAB blocco 10C, quindi buonasera. Do anche la buona serata a tutti coloro che sono già collegati in tutte le nostre applicazioni, perché siamo in diretta anche su Facebook, siamo in diretta su Twitch, siamo in diretta ovunque e dovunque, quindi benvenuti a tutti. Voglio salutare anche coloro che in questo momento si sono collegati su TikTok, perché come sempre attiviamo la nostra diretta su TikTok, ma vado subito a salutare il nostro protagonista Sebi Patanè. Accendi il microfono. Ciao Mary, eccolo. come stai? Ciao come stai? Sebi. Tanto tempo che non ci vediamo. Vero, tu come stai? Io bene. È da un po'. Siamo stati assenti, dai. Dai, diciamo che comunque ci sono state prima le vacanze di Natale. Siamo Poi visti prima delle feste comunque. sì. Abbiamo presentato appunto la mia pus. Vero, siamo stati insieme di Quindi pomeriggio. L'abbiamo fatto, sì. E adesso siamo ritornati a stare con insieme. una nuova stagione 2024. Esatto. Ogni giovedì insieme, dalle 21 alle 22. Noi avevamo annunciato che questa sera insieme a noi ci sarebbe stato Savo Zauddo. Lo salutiamo, purtroppo non è potuto essere qui con noi per un piccolo motivo personale, però non mancheranno occasioni, ci verrà a trovare. Lo salutiamo e lo vogliamo bene. Ciao Savvo! Arricupicchiti, Savuccio, riprenditi presto. Allora Sebi, noi come sempre abbiamo i nostri sgabellini dove ci possiamo accomodare, così possiamo anche un po', come dire, chiacchierare, perché come stavo dicendo l'ultima stagione è stata l'inverno scorso, inverno-primavera forse? Sì. No, in inverno, sì. In inverno abbiamo fatto l'ultima stagione insieme dove abbiamo chiacchierato, abbiamo raccontato un po' di te, quindi non ci vediamo da un po', le uscite sono state tante in quest'arco di tempo. Ce ne saranno, sì. Ce ne saranno anche, quindi tra un pochino racconteremo tutto, ma direi di iniziare subito a cantare. In musica. Certo Sogni. Che sì. Iniziamo e apriamo questa con un nostra... bel remix. Belli, movimentati, Remix. iniziamo? Va bene. Lo sappiamo noi. Va bene, si inizia. Benvenuto al nostro Sebi Patanè. Fermati da ciò da qua, chi lo godi che ha verità, hai fatto innamorare, giuro non voglio pazziare, sono giorni che vengo qui sul tuo palazzo, potevo guardare, mi hai fatto perdere la capo. Mi hai fatto perdere la capo. Mi hai fatto perdere la capo. Quel corpo sensuale, voglio far l'amore. Sei quella donna che tutte le notti sogniamo, da tempo per me. E non ti mettere scorno, povero ti voglio. Sto aspettando a te. Ma cosa c'è che non va? Sono sincero e tu posso giurare. Chi ti rispetta e sto qua, nessuno male va a parlare. Sono giorni che vengo qui sotto palazzo, potevo guardare, per te per questo tempo non ti fa aspettare. Mi hai fatto perdere la capo. Mi hai fatto perdere la capo. Mi hai fatto perdere la capo. Quel corpo sensuale, voglio far l'amore.
tutte le notti sognavo dal tempo per me e non ti mettere scorno come ero di voglio sto aspettando a te. Mi hai fatto perdere la capo Ed era, mi hai fatto perdere la capo, versione remix. Abbiamo aperto questa puntata in maniera E noi siamo movimentata, come ci piace. movimentati, lo sai. Lo so che lo sei, diciamo che hai trovato questa A me piace, diciamo striscia, esatto. sì, Le piace ultime il canzoni tra l'altro dance. sono tutte state così. Sì, abbiamo cambiato anche un attimino genere con Sonny agli arrangiamenti, al missaggio. Abbiamo perché fatto, diciamo che è nata delle cose nuove. Esatto, una differenza di musica per quanto riguarda Sebby, ma è una cosa che comunque è piaciuta tanto anche al pubblico che ti segue. Sì. Perché diciamo la verità, sono stati anche molti gli eventi che hai fatto, gli eventi in cui sei stato presente, dove ti hanno chiamato e continuano anche a chiamarti. Salutiamo ad Alfio di Giarre. Ecco, l'ultima è stata lì, giusto? Sì. Quindi lo salutiamo, anzi ricordiamo sempre che per chi vuole Sebby ai propri eventi, ragazzi, basta cercarlo su TikTok, su Instagram, su Facebook, lì ci sono tutti i numeri telefonici che potete contattare, dove potete rimanere sempre aggiornati. Senti invece, per quanto riguarda le nuove uscite, come siamo combinati? C'è qualcosa in sì, preparazione? Abbiamo intanto voglio salutare l'autore Rosario Armani. Ok. Lo voglio salutare perché dopo tanto tempo Sei ritornato lì? ha preso la penna Ok. e ha cominciato a scrivere. Quindi E raccontami un attimino, già- anzi raccontaci. già ha in programma di fare 2 progetti, cioè un reggaeton Ok. e una bella melodia, che lui su questo è fortissimo, vabbè, è fortissimo su tutto. Quindi ci sarà un ritorno anche alla Sì, melodia? sì, a sì, questo punto. sì, Cosa sì. conti di far uscire prima, la melodia o il reggaeton? Ma sinceramente io questo periodo sono di più sulla melodia. Come mai questo Perché ancora c'è passaggio? freddino, Ah, ok. quel tempo è innamorato, sono innamorato. E ci sta, scusami, voglio dire, se la melodia dico- non ti esce in quel caso... Sì, ma ho fatto 2 melodie da recente. Le presentiamo stasera? Sì. Ne presentiamo una subito? Ce l'hai tu, no? Sì, tutti ce l'hai. Tutte. E poi lui anche se non ce l'ha... Ce l'abbiamo. Quale facciamo? Facciamo una melodia, dai, dopo Una melodia. un bel movimento di quello facciamo un bel brano melodico. O core, che dici? Facciamo Corea? O core. Questa non è delle ultime uscite però. Vabbè, quant'ha? Un annetto. Sì, un annetto, O facciamola. core, ce dai. l'abbiamo. Allora, Non c'è, certo, non c'è. ce l'ha! O core. Ho voglio fare ma non trovo coraggio e la lasciamo sta insieme con te. Forse sarà soltanto un capriccio o forse mi sono innamorato di te e vedo come strano sto destino. Viviamo insieme ma te ne vicino all'improvviso si è trasuto tu e non puoi uscire mai più. Quando cuore si innamora, siamo pochi ma si starà già. Io pensavo che era forte, ma stiamo da rete, non saccio tornare. Può distruggere una storia, in un momento nato. E ancora l'ho passato, ma questa pagnona che potesse fare. Quando cuore si innamora, vinca l'occhio posa, riesce a venire. Perché quando mi fa amore, vede che soffrite, si va già a spogliare. Tutte le volte che mi pace, non ne tengo l'occhio chiuso. Se cose prima facesti tu, non ne sapevo fare. Sta capa quanta confusione, la notte chiedono consigli a te, mi sento sempre a suoni da canzone, mi faccio nata vita e penso a te, penso solamente non mi trovo, e sto ormai non mi faccio impazzire, che posso fare se aggiungi io da te, sono pazzo solo di te. Quando cuore si innamora, siamo pochi, ma si stanno già. Io pensavo che era forte,
notte passiamo da rete, non faccio tornare, non distruggere una storia, in un momento nare, e ancora faccio passato, ma questa paglione che potesse fare, quando me sono amore, fino a molte cose che ci ha venuto, oggi quando mi fa amore, mi rimane soffrito, si va già a sfogliare. Tutte volte che mi amavo, non ne tengo molto ioso, queste cose prima che giustivo tu, non ne sapevo fare. L'amore è fatto così, non si può comandare, non si può decidere, l'amore si può solo sentire. O senti quando una persona ti manca e la volesse vicino, o senti quando con due parole una giornata triste ha fatto una splendere, o senti quando va contro ogni regola, ogni logica, ogni ragionamento, perché l'amore è testato, l'amore vero fa sempre quello che dici. Tutte volte che mi amavo, non tenevo molto ioso, queste cose prima che giustivo tu, non ne sapevo fare. Una bellissima, melodia. c'è una richiesta su TikTok. Sì. Vale ha scritto questa canzone bellissima, noi l'abbiamo presentata tantissime volte già. La voleva dedicare al suo amore Paolo, Sì. con un grande ti amo. Poi dobbiamo. Ocor. Gli è piaciuta la canzone. Poi voleva Quindi per Paolo. Poi dobbiamo salutare Giuseppe che Ciao, Giuseppe. richiede: mi faresti fare una dedica per me da Sebi Patanè, il brano che ha fatto con Vezzosi, la sorella di Maria. Ce l'abbiamo. Poi dobbiamo salutare Annuzza, anche a lei faremo una dedica Ciao, speciale Anna. dopo. E poi dobbiamo salutare anche Mario. Una buona serata. Guarda chi c'è. Chi c'è? Dobbiamo salutare il numero 1 per quanto riguarda i meloni, Enzo Rametta, un bacione al nostro Enzo Rametta, che ancora aspetto perché con lui devi sapere che tante volte abbiamo detto ci dobbiamo incontrare e ancora aspettiamo. Un bacio a Enzo Rametta, numero 1. Rametta storici, quelli sono. Ora come ora ci sono i carciofi. I carciofi. Poi dobbiamo salutare anche Elena e Gaspare Romano. Ciao, che Elena, ci stanno seguendo anche loro. E un'altra cosa, ragazzi, tra un pochino continuiamo a salutarvi. Chi vuole i saluti, telefonate non ne prendiamo perché il tempo sarebbe troppo poco. Infatti. Quindi chi vuole i salutini, dediche speciali, scrive esatto, su TikTok, così ne andiamo a leggere. Io volevo salutare Antonio Spambinato, che fra le altre cose ora diremo esatto, che è il nostro sponsor, uno dei primi sponsor, perché è stata una cosa all'improvviso. Vero. Sai, non ci siamo organizzati, doveva essere una puntata, però poi, come tu sai, chi entra su Bella Radio è una droga, però una droga positiva, buona. non una droga cattiva. Poi esatto. tu entri e dici no, ma perché lo voglio fare, lo voglio fare, lo voglio allora fare. tutte le settimane vieni. Esatto, e infatti abbiamo il nostro sponsor che questa sera appunto nominerò io, ma poi dalle prossime settimane, le prossime puntate ci saranno altri sponsor. Esatto, avremo e forse fra virgolette ci sarà una novità. Oh, che bella cosa! E allora noi ringraziamo SP, la nuova ristrutturazione proprio di Antonio Spampinato. Ragazzi, i numeri 1 per quanto riguarda l'idraulica, per quanto riguarda i rivestimenti, per quanto riguarda anche le pavimentazioni e per quanto riguarda la pittura. Sono assolutamente i numeri 1 nel loro lavoro, sanno quello che fanno, andate, chiedete, perché sono la cortesia e soprattutto la professionalità. Il numero da contattare per qualsiasi cosa è il 329 58 57 801. Lo ripeto ancora una volta, il 329 58 57 801. Per qualsiasi cosa avete bisogno, idraulica, rivestimenti, pavimentazioni, pittura, rivolgetevi al meglio SP, la nuova ristrutturazione di Antonio Spampinato. Quindi noi lo ringraziamo. Oppure lo possono contattare anche sui social. Certo, c'è per Facebook. Questo do la garanzia io, come Meloni Rametta. Come la Meloni di Rametta, le auguri, esatto, ragazzi. Posso mettere la mia faccia. Noi qua se diamo consigli, consigliamo sempre il meglio, quindi vi potete fidare assolutamente e poi chiamate.
andate, vi fate fare il vostro preventivo, chiedete informazioni, vedete quello che sono capaci di fare e direte avevano ragione i ragazzi che ci hanno consigliato, e quindi per noi sicuramente mettiamo la faccia, quindi siamo sicuri di quello che diciamo. Senti, poi a proposito dobbiamo salutare, un bacio a Sebbi da parte di Enza, se gli dedichi una bella canzone a piacere suo, sì. A piacere tuo, no tuo. E Stefania che mi richiede: Mary, mi fai salutare da Sebbi? Ciao Stefania. Quindi la salutiamo. Vedi, con TikTok è più bello perché riusciamo a contattare con più, anche a parlare con più, più breve. Esatto. Magari lo sai un programma di 2 ore, è allora diverso. va bene, però. Senti, facciamo la sorella di Maria o vuoi fare qualche altra cosa intanto? Se ci sono Giuseppe le richieste per Giuseppe sì, no, Giuseppe. facciamo le richieste. Io volevo salutare il nostro Marcello Rapisarda, nonché Certo. lo speaker di Bella Radio. Certo, nonché anche il tuo fonico, quindi anche il salutiamo mio Marcello. fonico lo voglio bene perché lui non è un fonico, lui è quello che ti fa sentire sicuro. È quello, ma bisogna essere così. E questa è professione, ognuno Sempre. con le Col sue. proprio lavoro, esatto. La sorella di Maria? La sorella di Maria. Dai, andiamo con la sorella di Maria. Saluta Giuseppe. Ciao Giuseppe. Dimmi che posso fare, perché sto scena pazza non ce la faccio più. Che la femmina si è pigliata o cuore l'anima. Che tu fai sbattere cuore, che tu fai chiacchierare. Faccio dire che faccio che te ne sciuro, che ti fa soffrire. La sorella di Maria mi fa morire, quando me che mi sta strana mi fa sciambazzi. Giuro che non trovo pace, come mi piace, ma se a chiama non si va a sentire. La sorella di Maria è una compagna mia, ha parlato proprio quello che è la vita mia. Tutto piccolo per la sbandata, lei mi ha lasciato, e perché se non si può innamorare. Giuro non sapevo, questi parolari mi sento più male. Non ti preoccupare, ma mi dispiace, non ti posso aiutare, non ti posso aiutare. Ti prego mi scusa, io ti rispetto a quello, ma voglio scordare. Queste parole mi hai tagliato a pezzo cuore. Se non voglio quando non ti creda, e fa come fa destino. A colpa non la voglio schiel, ancora mi fa assai male. La sorella di Maria mi fa morire, quando me che mi sta strana mi fa sciambazzi. Giuro che non trovo pace, come mi piace, ma se a chiama non si va a sentire. La sorella di Maria è una compagna mia, ha parlato proprio quello che è la vita mia. Tutto piccolo per la sbandata, lei mi ha lasciato, e perché se non si può innamorare. Giuro non sapevo, questi parolari mi sento più male. Non ti preoccupare, ma mi dispiace, non ti posso aiutare, non ti posso aiutare. La sorella di Maria, a te lo favorire, quando me che mi sta strana, a te lo faccio impazzire. Giuro che non trovo pace, come ti piace, ma se chiama non si fa sentire. La sorella di Maria, a te lo favorire, quando me che mi sta strana, a te lo faccio impazzire. Ed era la sorella di Maria, tutta quanti per belli! Giuseppe, ma per tutti i belli di Bella, di Bella. Esatto, per tutti coloro che avevano voglia di ascoltarla. Senti, mi sa che Antonio... Salutiamo pure a Gianni Vezzosi, mandiamo un forte bacio. Un
un bacione a Vezzosi. Mi sa che Antonio Spampinato ha scritto: Sebi, sei il numero 1. Grazie, grazie. Lo salutiamo. Poi, allora, c'è Vale che Ti dice... costa altri 200 euro, giusto? No, ma questo è gratuito, ti stai elogiando. Poi Vale mi ha scritto: la canzone mi piace, ma non era da dedicare al mio amore. Dopo Sebi voglio che gli dedichi una canzone per Paolo. Bella d'amore, una bella canzone romantica. Adesso la scegliamo. Mi hai fatto innamorare. Mi hai fatto innamorare, Vale, gli dedichiamo questa a Paolo. La dedichiamo anche a Mario, che voleva una bellissima canzone. Poi la dedichiamo anche ad Annuzza. Poi dobbiamo salutare anche Gennarino. Ciao Gennarino. Ciao Gennarino. Un bacione speciale tutto per te. E ancora Salvo che ti fa... È bello quando fanno le emotion così, no? Nel senso vai forte, no? Forte. Sei grande. E poi dobbiamo salutare anche Anthony Stabile. Ciao Anthony. Ciao Anthony. Un bacione anche a lui. Fammi dedicare una canzone da Sebi. Certo. Allora, la prossima la mettiamo per gli innamorati. Dai, e poi... Un corteggiamento degli innamorati. Io volevo fare dei saluti su questa canzone, proprio in particolare a Tano. Ciao Tano, l'amico di Stefano, nonché Stefano, Dario e la Royal Parrucchieri. Tutta la Royal Parrucchieri. Ciao ragazzi, dobbiamo salutare Francesco. Un bacione Francesco, grande anche per te. Ciao Francesco. Stefania richiede messaggio d'amore. Vedi che qua messaggio d'amore, arrivano sì. le dediche a sono Iosa. tanti. Ma io oggi tu sai ho che passato una persona dice: io per la prima volta da tanto tempo che ti segue, perché magari vanno su YouTube e vanno a vedere le prime canzoni. Ma è bello, ma perché Messaggio d'amore comunque, che è stata la canzone con la quale tu ti sei presentato, sì. È stata una canzone che, essendo pure la prima, ha avuto un successo incredibile, non se la sono mai dimenticata. Quindi sempre... ha colpito. Sei arrivato col boom e non si sono più dimenticati di te. Sì, però voglio dire, Messaggio d'amore già lo trovano sotto, hai capito? Certo. Quindi si fermano magari, perché ci sono tante canzoni, sono più di 50 le canzoni. Sì, Sebi ha realizzato tanti brani, è vero. Diciamo. Quindi, tra l'altro, non so se lo seguite, ma c'è anche il suo canale YouTube, quindi seguitelo anche lì. Poi dopo in caso lo rifacciamo vedere. Va bene. Cosa allora, mettiamo? per Tano, Stefano, Dario, Vale per Paolo, e per Vale, Mario, Annuzza. una canzone Innamorati. Dai, No, mi hai fatto innamorare. Mi hai fatto innamorare. Facciamo questa. Tutta per voi ragazzi. Ce e poi si l'abbiamo, ritorna insieme. Sonni, c'è tutto. Ciao a tutti. Asciamo insieme stasera, si venghi per portarti a ballare, Tu sei davvero tremenda, si no femmina carnale importante, Sotto la luna ti voglio passare, mentre il mare s'abbraccia cizza, Tu di me sei quell'altra metà, mi sorride e mi fai innamorare. Serata da incanto, chiudo guardia ed indosso chiamo verde, facessi l'alba abbracciata, cuore a cuore insieme a te stanottata, sono che tre già mi posano mutare, nada pote te volessi sfogliare, ma facemmo una storia così, con un vaso e una frase in te fotografie. Mi hai fatto innamorare, voglio già sfogliare, penso a mondo fa, perché sto che mi guarda e mi trasi in cuore. Tu mi hai fatto innamorare, tu giuri a verità, quando mi faccio ascoltare, con la mesa con me.
Ed era, questo credo che era il tema. Mi hai fatto innamorare. Mi hai fatto innamorare. Bella. Abbiamo fatto poche volte questo qua, però. Questa perché sì. ha un titolo Che molto si confonde. somigliante. Mi sono innamorato. Esatto, mi hai fatto innamorare, mi sono innamorato. Sono tutte e due Cambia molto poco. belle. Sì, però sono tutte e due molto belle. Sì. Comunque è sempre quello il senso, giusto che si tratta di amore. Me sono innamorata è più movimentata, forse. Perché mi sono innamorato. Quella che piace a te. Esatto, questa canzone lo dirò sempre. Quando la registrava c'ero pure io in studio di registrazione. I bei Quel giorno bei siamo... tempi. erano tempi belli, Scomparsa. ragazzi. Chi? Tu. Non è vero, no, ma che non è vero, raga, non è vero. Però erano bei tempi, dai. Erano tempi belli. Sì, tu hai ascoltato molte delle mie canzoni primizie prima di farlo uscire. Ma anche canzoni che non sono, ma che anche non sono canzoni mai uscite, uscite. sì. Esatto. Ancora sono nel cassetto. Ma quelle usciranno? No, ma perché allora io non sto scherzando, raga, ve lo giuro, questa cosa è seria, io la dico sempre, ma è vero. Noi capitava molte volte che la sera uscivamo il sabato, il venerdì, la domenica. Saliva in macchina con Sebbi, c'era tutto il repertorio. E Mi piace c'aveva tutti i provini là dentro nella macchina. E io facevo, ma veramente? Ma canzoni molto belle che non hai, tra l'altro, mai Magari fatto sceglie, uscire. poi uno sceglie, ne fa una. Però non le hai mai riprese, perché? No, alcune canzoni, devo essere sincero, le ho smontate Ok? per rimettere magari il ritornello e poi fare le strofe. Le strofe nuove. Capito? Ho fatto anche Questo. qualcosa di questo. Tipo Core era solo il ritornello, poi ho aggiunto. Però vedi, dalle canzoni per intero io ho preso il ritornello. Il ritornello che ho fatto costruire. Perché era quello che mi ispirava, capito? Ho capito, ma ci sono canzoni che hai dai tempi che vuoi ripescare? Dai Sì. tempi parlo anche di 3-4 anni. Sì. Ce n'è tante. Tante. Solo che poi mi arrivano anche Le altre? delle novità e magari o li fai subito. Tante di queste canzoni che io ho, che tu conosci nel cassetto, devo essere sincero, ho favorito, e chi mi conosce lo sa, altri cantanti. Vero. Nel senso, Le date. ho regalato, fra virgolette, Vero, questo è vero. ho regalato, che sono usciti con altri cantanti, anche cantanti femminili. Non diciamo il nome, però voglio dire, Ci sono canzoni che lui magari io ci tenevo e allora dico, vabbè, va, la do a un amico, magari quando era senza canzoni, che non aveva l'ispirazione, ne ho Arrivava la date canzone. tante, ne ho date tante, non è una. diciamo tante. che comunque alla fine hai fatto un gesto buono. Sì, ma io sono sempre questo. Un gesto buono che fa sorridere chi in quel momento è in difficoltà e sicuramente gratifica anche chi lo fa, anche se poi magari dopo non viene riconosciuto il gesto. Mai. Ecco, io Volevo arrivare qua, lo mai. volevo dire in modo un po' più cordiale, però alla se fine è sempre uno- un gesto bello, se viene fatto col uno cuore. non può cambiare, capito? Io l'ho fatto col cuore, io sono Bravo. questo, anche se poi domani non Non mi ne saluti più ricambiamo. manco quando mi vedi per strada, è Non me ne vero. frega. Però la cosa bella è che comunque nessuno può parlare male alla fine. No. Vabbè, c'è chi parla. Quello ci sarà sempre, però tu sai quello Basta, che hai fatto. vediamo, va. Ok, senti, dobbiamo fare qualche altro salutino, Sì. dobbiamo salutare. Ciao Tony Tantoni. Oh, Tony, un bacione, lo salutiamo a Tony, non ce lo dimentichiamo. Dobbiamo salutare la nostra bella Luisa. Ciao Luisa. E dopo gli dedichiamo un bel brano d'amore a lei e a suo marito Francesco Paolo Aguiaro. Poi c'è Anthony che dice: le canzoni di Sebbi sono tutte bellissime. Ciao, grazie Poi- Anthony. Anthony. Poi Antonio Spampinato, Marisa la numero 1, vedi anche per me mi ha conservato una dedica speciale. Anto, un Da fare bacione il grande per finanziamento, te, Antonio. ma proprio grandissimo. A me piace la canzone attiva Esagerando di Sebbi. Sto esagerando. Stai esagerando. Cioè questa è proprio, Mario, sei andato a pescare Cioè- un'altra canzone, anche questa che ci Ero abbiamo piccolo giocato. questo, quando Stai esagerando, era il periodo in cui facevamo ancora il Covid, non c'era. No, Fu eravamo prima del a Covid. Lettina Bar. Sì. No. Sì. Sì. Salotto di Bello. Cioè, raga, ma stai esagerando? Storica. Ma lì ci giocavamo tanto, no? Con questa canzone, perché è uscita anche questa che è stata un po' un tormentone. Vedi, Sì, se la sì, sì, ricordano, sì. dicono è bella questa. Anche Annuzza manda i cuoricini in questa canzone. Dopo la rifacciamo in Dopo casa. la Dopo, rifacciamo, comunque sì. nei prossimi giovedì, perché ragazzi staremo insieme per un Diciamo pochino. che abbiamo un mix dove c'è strofe e ritornello di Sta esagerando, magari versione più con la voce più diversa, Fresca, più nuova, più arrangiamenti fresca. diversi, e quindi magari
Poi la facciamo in prenderemo questo questo, modo. sì. Va bene. Senti, cosa cantiamo adesso a questo punto allora? Non lo so, vuoi restare in tema Romantico o facciamo una delle ultime? questo Dai, volevo facciamo, dire, sì, che facciamo una delle Allora, ultime, a scelta di certo. suoni, ce ne abbiamo Dai. mi pare 3-4 quando sono. Ma ce l'abbiamo tante. Qua adesso il nostro È Sony uno che decide. ancora Sony mi vuole uccidere, che ancora non l'abbiamo fatta. Gliel'ho lasciata là nel focolaio. E uscirà? Quest'estate? Sai che l'altra volta mentre camminavo la canticchiavo? E quindi vuol dire che ti manca, credo. Perché sì, io ascolto l'arrangiamento che è bello, solo che la canzone ancora Non ti prende? è bella la canzone, solo che non lo so, c'è qualcosa che Che mi non blocca, quadra. mi blocca. Mi sa che anche questa verrà smontata e rimontata. Sarà una di Se no quelle. Sony dice che la dà un altro. No. Perché ha fatto il lavoro. No, non lo farà mai. Non lo farà mai, non Quale- te ne cari. Dai, facciamo. No, io su questa non lo posso dire. Cosa c'è stato con questa canzone? come nasce? Però facciamo la tua Pussy, dai, che ne dici? Cosa significa? C'è un malessere dietro malessere. su questa canzone. Andiamo. La tua Pussy mi chiama e tu non sai meglio di me. Vuole fare la mala dentro il letto di un hotel. Ha il culo più rotondo di Diletta e di Belen. Si sente Rosa Ricci con i soldi di un pusher. La tua Pussy mi chiama e tu non sai meglio di me. Vuole fare la mala dentro il letto di un hotel. Ha il culo più rotondo di Diletta e di Belen. Si sente Rosa Ricci con i soldi di un pusher. Tu dici che amicizia un po' di qua e un po' di là. Tu vuoi farmi paura ma paura non mi fai. Sei amico della pura, non ho un po' di dignità. Parli di strade meglio che da qua tu te ne vai. Meglio che resti sveglio, la tua tipa di notte mi dà sempre sto meglio. Passo ma quanto è forte, si scatena nel letto. Muove bene sto culo, mi ha stregato l'ammetto. È la numero uno. Sta attenta a cosa dici che non me lo scordo mai. Io non ci ne domani ma ti troverai nei guai. Vuoi fare il malandrino ma non sai che cosa fai. Ci beccheremo presto, ci vediamo, bye bye. La tua Pussy mi chiama e tu non sai meglio di me. Vuole fare la mala dentro il letto di un hotel. Ha il culo più rotondo di Diletta e di Belen. Si sente Rosa Ricci con i soldi di un pusher. Lei vuole Fendi e sfrecciare nel mio Mercedes. 10 stipendi senza neanche il minimo stress. Non i pezzenti, quelli nulla tenenti. È pazza per i tipi proprio tale quale a me. Ma di uno così di cosa sei innamorata? Parli solo ma poi tu non concludi nada. Dici che vieni dalla fame, dalla strada, ma tu non hai la stoffa di un figlio di puttana. La tua Pussy mi chiama e tu non sai meglio di me. Vuole fare la mala dentro il letto di un hotel. Ha il culo più rotondo di Diletta e di Belen. Si sente Rosa Ricci con i soldi di un pusher. La tua Pussy mi chiama e tu non sai meglio di me. Vuole fare la mala dentro il letto di un hotel. Ha il culo più rotondo di Diletta e di Belen. Si sente Rosa Ricci con i soldi di un pusher. La tua Pussy, la mia Pussy, la tua Pussy. Non si può stare fermi con questa canzone, raga. Cioè, qui ti carichi a molla, capito? È bella. Questa chi è in macchina, che se la sta ascoltando No. in macchina. Abbiamo fatto uno, è l'ultima questa. Questa è l'ultima che è uscita, l'abbiamo presentata. Neanche di là. l'abbiamo presentata di là, vero. ma non l'abbiamo mai presentata sul palco, quindi l'abbiamo suonata adesso nelle casse, è tutto un altro effetto. Chi è in macchina si sta spaccando un cervello insieme a noi. Senti, dobbiamo salutare Jessica che ci sta seguendo Ciao, da Jessica. Messina. Voglio salutare anche The Ghost.
Wow, salutiamo anche lui. Finalmente dopo un po' di relax, dopo un giorno di lavoro, riesco ad avere un po' di relax sentendo Assebbi. Quindi Grazie. salutiamo anche il nostro, che insomma si stanno rilassando. A noi ci fa Salutiamo tutta piacere. Messina Tutti gli amici che ci stanno seguendo, ragazzi, continuate a fare i vostri commentini che noi vi ascoltiamo e vi salutiamo. E se avete qualche dedica speciale, fateci un po' sapere che appunto con Sebbi, se riusciamo, ve la facciamo cantare e la presentiamo. Anche perché c'era Mario che appunto poc'anzi aveva richiesto. Messaggio d'amore. No, Chiaro? messaggio d'amore l'aveva richiesto una ragazza che non ricordo. Mario aveva richiesto stai esagerando, vediamo cosa riusciamo a fare perché ancora abbiamo mezz'ora da trascorrere insieme, 20-25 minuti all'incirca, quindi tempo per cantare ci sta. Io volevo fare, sai cosa? Dimmi. Perché questa canzone solitamente la vai ad ascoltare una volta l'anno. Quale Sappo Nicolosi, un bacio a Sappo Nicolosi. qual è la canzone che volevi? Ah no, ha detto una a vostro piacere, ok. Qual è? Io dicevo, io ho una canzone che magari ascoltiamo una volta l'anno, che si chiama San Valentino. Ieri è stato San Valentino. Vero, che hai fatto a Quindi San Valentino? Cena romantica? Io a casa, no, quale cena romantica? A casa? Magari la facevo. Io sai cosa ho fatto ieri? San Valentino. Cosa? Vuoi sapere cosa ho fatto? Ho visto il TikTok, ti fai i capelli, cosa hai fatto? Quello non l'ho fatto L'olio. io. Quello era lei Rowling. Però prendi spunto, cioè tutti i consigli di benessere. No, in realtà io ieri sono stata qua, ho lavorato, avevo l'influenza tutta intasata. Sono rientrata a casa, ho cucinato, abbiamo cenato tutti, mamma, papà, Mary, Spogliati figlio ovunque. e la nonna. C'era anche la nonna. Quindi quello è il mio San Valentino con la famiglia, che è la cosa più bella. Giusto? Ma Giusto? infatti, l'amore non è solo... Ecco. E Sonny, tu cosa hai fatto? Lui anche, vabbè, ma lui c'è una storia dietro. c'è una storia. Senti, visto che stiamo parlando di San Valentino, ieri San Valentino, facciamo San Valentino. Facciamo San Valentino, Dai, una ce la volta l'anno. giochiamo. Ce la giochiamo, dai. anche se oggi è San Faustino, la festa dei single, ma va bene, Sono amanti, oggi sono amanti, ieri ti innamorati. Andiamo. Sono pochi minuti, fammi parlare, no, non riattacca, non dicerai finito. Senza sta morendo, ma fine sta, si coraggio sbaglia. Ma per una volta si va a perdonare, se ancora mi va bene, non mi faccio aspettare. 14 febbraio sto guardando il sole alla te innamorata. Si danno abbracciate mentre tutti e due stiamo appiccicati. E ti in mano stretta tengo un regalo con un bigliettino. Ora c'è scritto d'amore. Fate venire a pigliare, non voglio stare soli, ma che è San Valentino. E come l'anno fa, ma siamo circondati e baci perugino. In una magnanata innamorata, perché nessuno mai mi porta a quello camerato tu. Non perdere più tempo, ce ne vai sto in tua vita a t'aspettare. Vorrei morire in te braccia e non ce la faccio fatta a carezzare. Perdere più tempo, a 2 minuti non fa passare. Sicuro tu stai male, salvamolo st'amore. 14 febbraio sto guardando il sole alla te innamorata. Si danno abbracciate mentre tutti e due stiamo appiccicati. E ti in mano stretta tengo un regalo con un bigliettino. Ora c'è scritto d'amore. Fate venire a pigliare, non voglio stare soli, ma che è San Valentino. E come l'anno fa, ma siamo circondati e baci perugino. In una magnanata innamorata, perché nessuno mai mi porta a quello camerato tu. 14 febbraio,
Che viene a fare sta peste? Che viene a fare sta peste? Se tu non stai qua con me, come mi manda? Come mi manda, amore mio? Sta cercando pure un regalo. Come se tu stessi ancora qua con me. Ti amo. Io ti amo. Facevo io pigliare, non voglio stare soli, perché è San Valentino. E come l'anno fa, siamo circondati e baci perugino. Io non voglio notte innamorati, perché nessuno mai mi può togliere una camerata tu. Ed era una canzone di San Valentino. Questa canzone era di una storia che questi due si lasciano, perché è anche bello l'amore anche quando si lascia, magari poi certe si volte ritorna a fare pace. vedi che è una vittoria. Sì. Vedi che rinasci, vedi che sei felice, vedi che torni a vivere, è una mano santa quando Però succede. ma anche aiuta certe volte la litigata così, acchiappatina, nel senso buono, per magari costruire un rapporto più forte. Certo, quelli me. sono i litigi che ti Allora, aiutano in a questo rinforzare. giorno di San Valentino erano litigati, poi hanno fatto pace. Poi hanno fatto pace, che è quella che... Pace, no? E non hanno festeggiato San Faustino, quindi si sono fatti il San Valentino il giorno dopo. Senti, dobbiamo salutare degli Salutiamo a amici. Giuseppe Sciuto, a Giuseppe Santonocito, ai Bacione. miei figli Giuseppe, Riccardo, alla mia Ciao famiglia, ragazzi. mia mamma, mio papà. Certo che sì, come sta tuo papà? È da tanto che Bene, non bene, lo sento, bene. un bacione. E lui quando non c'è più la TV, Ecco. io ci dovevo andare io a installare l'applicazione, Basta però avere non ho internet. avuto tempo. Sul Quindi cellulare. colpa mia. Si mette su TikTok e ci guarda da qui. E ci abbiamo degli amici che ci stanno seguendo da Pescara, Veronica e Filippo. Ciao ragazzi, Ciao, un ragazzi. bacione a tutta la bellissima Pescara. Abbiamo anche la diretta su Facebook, se vuoi fare qualche salutino da lì dopo me lo passi. Poi dobbiamo salutare, sai chi? Anzi, dobbiamo fare gli auguri al piccolo Sebastiano che ieri ha fatto 2 anni. Sebastiano, Ha come fatto me. il compleanno ieri ha fatto 2 anni questo piccolo principino. C'è la nonna che gli fa gli auguri e glieli facciamo anche noi. Dopo anche per il piccolo Tanti Sebastiano auguri, Sebastiano. gli dedichiamo una cosa. Poi dobbiamo salutare Stefania. Ciao Stefania, e un altro è sempre quella. No, un'altra Un'altra Stefania. Lei è Stefania Giuliano, per il suo amore a Giuseppe Consumare, una bella dedica d'amore. Come no? Gliela facciamo tra un pochino. E poi guarda chi c'è qui, c'è Paolo Ventura, il papà di Gioele. Ciao Paolo, com'è? Ciao a tutta la famiglia Ventura, Paolo, a Santina, a Gioele. Dice Gioele non l'ho riconosciuto, è cresciuto. cresciuto, mi ricordo piccolino. E vabbè, proprio. anche lui ovviamente Ma è cambiato complimenti, tanto. complimenti, poi ho visto che su TikTok pubblica che Molto suona, bravo, sì. mi fa piacere. Ciao Gioele. Lui sin da piccolino è sempre stato amante della musica e quindi insomma sta crescendo molto bene. Facciamo qualche salutino di qua, molto velocemente. Sonny, mettimene qualcuno. Dobbiamo salutare Luca Gaia che ci saluta a tutti noi. Ciao, un bacione a voi ragazzi. Poi Antonio Schiliro che ci segue dalla Germania. Ciao Antonio. Graziella Santonocito che fa i complimenti quando c'era sicuramente la canzone La sorella di Maria. E poi Enza Giuffrida che ci saluta e ti dice bravissimo, grande. Giuseppe Strafallasci, una buona serata. Daniela per il suo Giovanni Carcione che gli vuole fare una bellissima dedica d'amore. Ragazzi, grazie, ci state seguendo in tanti anche da Facebook. Se volete venire da qui, su TikTok, da qui. Se volete venire anche qui, insomma vi leggiamo subito. È bello vedere che un po' da tutte le parti, adesso da Facebook abbiamo letto la Germania, poi prima abbiamo letto Messina, abbiamo letto Pavia, insomma fateci sapere da qualsiasi parte ci state seguendo che a noi fa piacere. Uniamo in questo caso tutta l'Italia e non solo. Questa. Con che cosa? La foto? Sì. Questa qui l'abbiamo fatta No, per però la... è per la- un'altra melodia questa. Sì, ti piace? Dobbiamo salutare a Ivan Scerra, Ciao, salutiamo Ivan. anche lui, un bacione Ivan anche a te. Allora, io voglio dire questa Tu cosa fai che... il programma, dai. Allora. No, diciamo che il prossimo giovedì torniamo Sì. alle ore Salutiamo 21. a Sabbo Veneziano.
Oh, Salvuccio che giovedì prossimo credo che sarà qua con me. Oh, che bella cosa. Salvo l'abbiamo ascoltato anche a lui, è stato in promo qui con noi, si è lanciato finalmente anche lui nel campo della musica. Va bene, facciamo un altro brano, non ci perdiamo in chiacchiere. Abbiamo nominato Mi sono innamorato. La ma non l'abbiamo fatto, facciamola, questa a me mi piace, questa me la autodedico, va bene, che mi piace da morire. Grazie, mi piace a me questa. La dedichiamo anche a tutti i nostri belli di Bella che hanno voglia di fare una dedica d'amore. Andresti a pregare tu, ci metti un attimo, poi ti esci con me. Mi metti tu, fa posto telefono, fai una storia subito, sta insieme a me. Non sono innamorato, ma che mi hai combinato, la notte sto scedato, penso solo a te, non sai come non ci ho aspettato, e mo' sei arrivato, tu mi hai cagnato la vita, mi hai cagnato a me, sono innamorato. Solo tu che mi hai cagnato la vita, solo tu che ci sei riuscito, ti scegliessi non mori ogni volta, e scegliessi solo a te. Io ti facessi tutte cose, se respiri linda che si passa, e se poi sono così geloso, perché sono pazzo di te. Credimi, tu mi metti il brivido, non ti posso perdere, voglio stare con te. Guardami, in tasca guardami, e non mi deludere, vieni insieme a me. Non sono innamorato, ma che mi hai combinato, la notte sto scedato, penso solo a te, non sai come non ci ho aspettato, e poi sei arrivato, tu mi hai cagnato la vita, mi hai cagnato a me, sono innamorato di te. Solo tu che mi hai cagnato la vita, solo tu che ci sei riuscito, ti scegliessi non mori ogni modo, e scegliessi solo a te. Io ti facessi tutte cose, se respiri linda che si passa, e se poi sono così geloso, perché sono pazzo di te. Qualcosa porta rinanchi sto cuore, a tu sei ma non subito la posizione, non voglio stare senza te mancano minuti, io voglio stare con te per sempre, che non sono innamorato, ma che mi hai combinato, la notte sto scedato, penso solo a te, non sai come non ci ho aspettato, e mo' sei arrivato, tu mi hai cagnato la vita, mi hai cagnato a me. Mi hai cagnato la vita, solo tu che ci sei riuscito, ti scegliessi non mori ogni volta, e scegliessi solo a te. E scegliessi solo a te. Io questa la preferisco, Salutiamo l'autore che in questi anni mi è stato vicino e mi accontenta sempre, Salvatore Principe, lo salutiamo. Certo che lo salutiamo. Un forte bacio a lui e a tutta Napoli. Un bacione grande. Dobbiamo fare un altro saluto, dobbiamo salutare Sebastiano Toro. Ciao Sebastiano Toro, com'è? Un bacione a Sebastiano Toro. Diremmola. Che lui mi insulta, no? Mi manda i messaggini e lo salutiamo. Un bacione a Sebastiano Toro. Così lo picchio, mi ha chiamato in un modo, mi ha mandato un messaggio che mi ha chiamato in un modo. Non lo posso dire. Non si può dire? Ai Sebastiano. No, però io lo voglio bene, lui lo sa. Insomma, anche con lui c'è stata una bella avventura che avete fatto. Lui, qua. Angelo Mauro. Salutiamo pure Angelo Mauro, certo, da tempo che non lo sento. Dai, che qualche volta chissà. Abbiamo fatto il trio all'epoca bellissimo, io, Sebastiano Toro e Angelo Mauro, tutti e tre ragazzi, quello che hanno combinato non lo potete immaginare, anzi se non l'avete visto andate su YouTube perché ci sono tutte le puntate lì, non vi dico niente, guardatelo se non l'avete fatto, se ve le siete perso. Comunque se volete rinfrescarvi la memoria, a me capita certe volte che mi vado a guardare le cose vecchie. Io li vado per vedere anche i cambiamenti, no? Tutte le cose che sono successe. Parliamo di cambiamenti che io sai, c'è stato sempre Rosario, ci siamo sentiti l'altra mattina l'autore e mi ha detto, non ti dico come. Ok, come uscì il discorso? Però stamattina, è stato proprio stamattina, okay. Abbiamo fatto la video e lui mi dice, ma com'è che tu negli anni vai avanti
nel senso che sono cambiato. Si cresce. Però in meglio. Non è una cosa bella? Sì, per questo ti dicevo, anche io a volte vado a guardare, infatti cose... ci sono video che io non ti riconosci. Li vorrei togliere. Ma quelli no, perché quando tu li hai fatti eri sicuro ti sono piaciuti. Sì, ma perché comunque il tempo si evolve. E poi comunque io sono del parere che crescendo però lui mi diceva questo, sì, no, lui mi diceva solitamente si invecchia, si peggiora. Ma come fai? No, è vero, comunque è vero, nel tempo Sebbi ha avuto tanti cambiamenti, è arrivato qui che sembrava un bimbo, sì, perché da Messaggio d'amore, se tu guardi il brano Messaggio d'amore, era lì un bimbo, cioè sembrava molto, molto piccolino, adesso sei più uomo, ma certo. Ci sta, sei comunque è stata la tua crescita, è bello. Vabbè, anche fortunatamente sono cambiato in bene. No, ma a prescindere che gli anni per te non passano, ma per te gli anni non passano mai, questa cosa la possiamo dire, raga, è vero, adesso c'è la barba e magari uno cambia il taglio dei capelli, può cambiare quello, ma per Sebbi il tempo non passa mai, come è la verità. Mi ha nominato una non persona che non mi ricordo come mi ha associato a quella persona di un film, un attore molto famoso che ha fatto un film che lui è nato grande poi... andava piccolo, me lo sono visto questo film e poi diventava un bambino, è vero, e me lo sono visto anch'io questo film, non ricordo il titolo, però è vero ed è una cosa bella perché crescendo in questo caso si migliora. Quindi... Tu pensi che io cammino con i miei figli, no? Allora, fratelli, piacere, loro sono i miei figli. Ma chi sta dicendo? Cioè, voglio dire, perché anche ora già sono abbastanza grandi, quindi Beppe e Riccardo sono capita due giovani che escono con noi. ma si uscivano anche tempo fa, quindi sì, ragazzi, però comunque è una cosa bella perché sei un papà che comunque con i figli ci vive la quotidianità, così, secondo me. Quindi sicuramente questa è una cosa che tanti vorrebbero avere e tu hai la fortuna di avere. Questi sono i momenti più belli che uno si deve, diciamo, vivere al pieno sempre. No? Quindi viva anche un po' mamma natura che ha dato quel DNA positivo di invecchiare in maniera egregia e non in maniera, diciamo, per retrocedere, ma per avanzare. Dopo queste parole tipo denti che cadono senza capelli, no dai, che cavolo, no. Facciamo con dai. Quello sempre. Senti, facciamo un altro brano così fresco, facciamo un'altra nuova. Abbiamo fatto la presentazione della promo Quando si buona. Quindi, la facciamo? Certo, ovvio. Dai, facciamo Quando si buona. Questa qui mi piace tanto. E vi devo dire, a me sta canzone mi piace, non ci posso fare niente, a me mi piace. Sempre fatta con il nostro Sony. Qua allo studio di Sony DJ. Esatto, voi eravate io ogni tanto passavo e sentivo. Perché si chiama Sony Spata. Non è quello, il suo nome è Sony DJ. Hai visto la mia Sony canzone? DJ, anche io ho fatto la canzone. Sì, l'ho condivisa. Hai visto che sono bravo? Come no? Vabbè, ma questa canzone già. Ora sto facendo quella nuova. Sì, peggio di me. Vabbè, ora l'altra tu lo dici che la fai, ma la fai fra 3 anni. Sony sempre con Sony. Sony ha già fatto la base nuova. Lo devi minacciare tu, Sony. Lo sai che base che c'è? Mamma mia. Sì, sono io. Ma smetti. Smettiscila. Aveva 3 anni che doveva uscire. Anche un pochino. Nel 2018. No, non è vero, stai zitto, non svelare l'arcano. Sono dettagli, quelli sono i fuori cose roda. personali, dai. Andiamo con Quando si buona. Quando si buona, quando ti muovo se vedo il tuo carizzone. Ma come ti sta bello sto Louis Vuitton. Stanotte baby non te faccio via sogni. Faccio di tutto e di più quando si buona. Stasera mi brinda con un Don Perignon. Ti straccio reggisena e pura minigon. Te voglio fino a che non vedo riesce solo. Quando si buona pare proprio la brasiliana. E invece tu sei della zona. Vedo che fumi marijuana e bevi un bicchiere di Havana. Quando si buona, quando ti muovo se vedo il tuo carizzone. Ma come ti sta bello sto Louis Vuitton. Stanotte baby non te faccio via sonno. Faccio di tutto e di più quando si buona. Stasera mi brinda con un Don Perignon. Straccio reggisena e pura minigon. Te voglio fino a che non vedo riesce solo. Quando si buona. Muovino come fa sciaghire, vedi come mattina a te vende si frega quando smallo tutto al giro. Sta bella nera nera, credo mi fa paura. Tu pare disegnato come fosse una scultura. Passiamo insieme sta città
Sei troppo bella, non ne si traso, tu subiti rinda capa mia. Se non ci credi ti faccio vedere che per te faccio mia pazzia. Quando non muovi non sai i pensieri che faccio in questa fantasia. Ti immagino rinda stasera oppure quando stai a casa mia. Non ci credevo ma tu sei da me. Ieri e vero solo fantasia. Poi ancora fammi morire. Sotto pensavo se sono rami. Fallo la storia e m'emozione. Fatte vedere come sotto tensione. Solo io e te senza nessuno. Fammi morire proprio da brasiliana. Ma invece tu sei della zona. Vedo che fumi marijuana e bevi un bicchiere di Havana. Quando si buono, 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 quando si buono. Ed era Quando si buona, quando si buona. Questa è stata la prima che abbiamo fatto, no? Poi c'è stata Gucci e Prada. Esatto. Ci dobbiamo fare la foto, per favore, prima della chiusura. Falla buona sta anche foto, perché poi dopo dobbiamo ricordare il nostro sponsor e andare a scegliere. Cosa è più alta? Non ho capito. Sono 15 cm di tacco. Vai via. Non tagliare. 1, 2, 3. Sì, ma tanto Sonny le carica anche se siamo venuti fuori tipo orrendi. Sì, perché noi da qui a lì vediamo. Va bene. Aspetta. Cioè, ma è... Vabbè, importante. Io sono venuto buono. Sei uno struzzo. T'ha già guardato solo tu. Ma perché lui mi ha zoomato a me? Perché già sai i miei... Ma tu puoi fare tutte le foto delle serie le foto, quindi. Io sì, ormai siamo abituati anche a fare foto. Senti, allora, siamo arrivati in chiusura com'è? Sì, però prima di andare in chiusura dobbiamo ringraziare il nostro sponsor e dobbiamo ringraziare anche tutti gli amici che sono collegati su noi su TikTok, perché siete tantissimi, a noi ha fatto davvero tanto piacere. Vogliamo ricordare che il prossimo giovedì saremo nuovamente qui e vi aspettiamo puntualissimi. Dobbiamo ringraziare il nostro sponsor, come sempre, che insomma, come abbiamo già annunciato prima, lo ringraziamo per essere entrato a far parte della nostra famiglia, e ringraziamo appunto SP, la nuova ristrutturazione di Antonio Spampinato. Ragazzi, numeri 1 per quanto riguarda l'idraulica, i rivestimenti, le pavimentazioni, la pittura e non solo. Potete cercarli anche su Facebook, su Instagram, su TikTok, vedete un po' quelli che sono capaci di realizzare. Ma soprattutto contattateli per qualsiasi cosa, perché sono cortesi e sanno fare il loro lavoro. Il numero da contattare è il 329 58 57 801. Lo ripeto ancora una volta: 329 58 57 801. SP, la nuova ristrutturazione di Antonio Spampinato, raga, i numeri 1 nel loro settore. Vero, confermo. E noi lavori ora, lui mi ha mandato tutti i video, poi magari mi facciamo mandare uno spettino. Io sono appassionato di bagni. A me il bagno piace tantissimo, più di tutta la casa. Il bagno? E loro sono specializzati su questo settore, bagni. Soprattutto nei bagni proprio particolari. Allora, il bagno... Aspetta. Allora, Sonny da dietro non possiamo Francesco, dire dov'è? la domanda che ha fatto. No. Il bagno, secondo me, anche per noi donne, è uno dei momenti più importanti, perché è inutile dirlo, là, a parte la cucina, è dove passiamo più tempo. Sì. È vero. Tu devi sapere che quando io sono a casa, no? Con mamma, papà, quando... Ti non chiedo bagno, no? Io quando parlo al telefono o mi devo fare una cosa, io mi vado a chiudere in bagno. E infatti mi prendono in giro e mi dicono: ma sei nel tuo ufficio? Mi dicono: il cesso è il tuo ufficio? Ma perché lì ho la finestra, mi affaccio, guardo fuori, cioè capito? C'è tutta una storia. È una bella cosa, io e il bagno siamo amici intimi. Va bene, comunque, che dire? Allora, diciamo che è stata una bella serata, sì. Noi rinnoviamo l'appuntamento a giovedì prossimo, ore 21. La 21, replica? 22. La replica mi prendi sempre impreparato. Lunedì ore 22? 21, in prima serata. Allora, lunedì replica ore 21. Esatto, alle ore 21 torneremo in replica, quindi se non ve la siete vista ci rivedrete poi in diretta. Se ve la perdete anche la replica, basta andare sul canale di Bella Radio su YouTube
cercare Esatto. la puntata e la trovate. Ed è bellissimo. Ed è E giovedì bellissimo. vi aspettiamo anche su TikTok, collegati su Instagram, su Facebook, in TV, in radio, Su Twitch, insomma ovunque, perché noi ci siamo e non vi molliamo mai. Come si vede che non sento bella radio? Lui è Non super sento mai. esperto. Con quale salutiamo stasera? Facciamo, ormai restiamo in tema, dai, con Gucci e Prada. Bella, che ancora non Gucci e l'avevamo Prada. fatta, dai. Che dici? Noi diamo la buona serata a tutti e la Buonasera, buonanotte. un bacione. E grande il nostro Sebi Patanè. Al prossimo giovedì. Ciao. Tu tutta Gucci e Prada, io ragazzo di strada, fedele alla mia gang, non tradisco una fem, corrone fuori strada, non me ne importa nada di chi parla di me, faccio ben 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 ben. Tu tutta Gucci e Prada, io ragazzo di strada, fedele alla mia gang, non tradisco una fem, corrone fuori strada, non me ne importa nada di chi parla di me, faccio ben 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 ben. Ti ho visto e ho detto è la tipa per me, non mi fai ragionare più, lo sai che se passi nella zona sei solo tu. Come devi parlare, baby, mi fai morire, scegli ti porto a casa mia, o vuoi una suite in un hotel, lontani dalla polizia, ti tolgo il tuo profumo Chanel. Tu tutta Gucci e Prada, io ragazzo di strada, fedele alla mia gang, non tradisco una fem, corrone fuori strada, non me ne importa nada di chi parla di me, faccio ben 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 ben. Ski mask e tuta, su un SH tutta la giornata, figli di puta, che pensano soltanto a fare grana, fa culo chi ci giudica. Parlate tanto non mi ferma più nessuno, la gente è solo stupida. Parlo alle spalle perché li metto nel muro. Sono solo cresciuto, dove ogni giorno succede qualcosa nel mio isolato. Ma sono fiero perché tante cose mi hanno insegnato. A questi muri la strada la gente è solo legato. Ma non sbagliare qui, perché noi ti diamo il cuore, ma siamo fatti così, noi siamo così. Nessuno ci deve mai provocare dentro questa street. Tu tutta Gucci e Prada, io ragazzo di strada, fedele alla mia gang, non tradisco una fem, corrone fuori strada, non me ne importa nada di chi parla di me, faccio ben 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 ben. Tu tutta Gucci e Prada, io ragazzo di strada, fedele alla mia gang, non tradisco una fem, corrone fuori strada, non me ne importa nada di chi parla di me, faccio ben 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 ben. Tu tutta Gucci e Prada, io ragazzo di strada,